Nothing like a warm shower after a hard day's labor. Am I right, Sam? Departing facility. Ok, prova Salvatore Selvaggio. Ok, tutto a posto. Allora, noi dobbiamo tornare dal Bocca, centro logistico, ex laboratorio. Ok. Vediamo qui come siamo messi, poi quando col sottomarino in altro modo riusciremo a tornare più facilmente ci veniamo a fare la quinta stella. Allora, no, no, e non c'è niente. Ok, altre missioni non ne hai. Una beata minchia. Allora, vabbè. Bocca, eventualmente C1, poi di nuovo artista, però riusciamo a prenderci qualche altro punto di qua. Allora, innanzitutto per andare, dove dobbiamo andare? Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua. Poi andare di qua. Io continuo a sbagliare i pulsanti perché sono un deficiente. Allora. Andiamo qua. Di qua. Tutto su. E di qua. Ok. Allora. Ecco, per l'artista lo prendo con piacere. Questo è l'artista IA5, però lo possiamo dare in affido a qualcun altro. Ok. Il bocca è lì sopra, devo stare solo attento qui. Caramelle per il bocca. Aspetta, signor bocca, aspetta un attimo, aspetta un attimino. Signor bocca, signor bocca, c'è un sacco di cose qua vicino. Aspetta. Aglia. Sì. No. Forse, questo è un furia, cavallo, calmati. Piano parcheggia. Ok. Piano parcheggia, aspetta. Questo lo pigliamo. C'è qualche altra cosa più vicino? Bocca laggiù. No, aspetta, lì ci conviene andare col mezzo, è troppo lontano. Allora. No, quelli li possiamo riprendere la prossima volta. Allora. Ora con la massima cautela. Facciamo direttino di qua. Calmo. Villa libre la prossima volta. Allora. La bocca? Allora.
iniziati a prendere sto po' di roba un pochino rotta che dovenia. È da tanto che non ti gioco. E poi sono pure imbecille in alcuni momenti. Allora. Ok, allora se ti schippo 3,50 sei buono. Vabbè. Ora ho proprio voglia di andare avanti, poi vediamo di ritornare qui tranquillamente. Allora, te che c'hai andando a risalire? Fida carico, no, questi li possiamo portare noi. Devo controllare prima sta cosa dell'artista. Allora, di artist. E già abbiamo 5 stelle, quindi li possiamo anche lasciare a qualcuno qui per farglieli poi portare. Così dall'artista non passiamo proprio. Allora, all'ex laboratorio ci passiamo. Artista e artista. Ok. Altri ordini non ci sono. Carico condiviso. No. MC1 ex laboratorio e possiamo un attimino tornare in Australia per andare avanti il gioco. Allora, la puttana. Allora, l'artista piano, cioè, piano, piano. Il C1 lì ci sta bene. Cerchiamo di stare in una zona tranquilla. Ok. Ah, giusto dove dovevamo girare. Ok. Batteria ce l'abbiamo ancora, il centro è qui sulla sinistra. Possiamo già fare pure l'equipaggiamento e avviarci poi a questo punto dopo il laboratorio subito al gate. Allora, per il bocca, allora recuperiamo un po' di cristalli chirali che male non fanno. Sedi egregio neoimprenditore. No, ma quale neoimprenditore? Quello, sono un cazzone qualunque che sta cercando di fare una cosa in un modo un po' particolare, questa è la verità. Io non imprendo, io porto i pacchi. Mi piace più portare i pacchi. Abbastanza bene. Oggi mi sono preparato e siamo riusciti a fare un altro paio di cose, quindi abbiamo fatto degli altri passi avanti. Visto che domani è il mio compleanno e non voglio lavorare manco per il cazzo, mi sono organizzato, riesco a giocare stasera, domani mi rilasso un pochino, si festeggia, si vede di fare un po' di live se ci riesco e poi se ne riparla lunedì per tutti. No, domani, il giorno 20 sarò più vecchio. Quindi pensa, sarò più vecchio di quello che sono stato finora. Mamma mia. Che schifo, una vergogna. Brutta situazione quello. Sei tutto a posto? Allora, sì. Sì, a questo punto diamo tutto. Sì. Sì. Che non riesco a portarle, questi qua è inutile che li tengo bloccati. Allora, laboratorio niente. Ecco laboratorio. Ok, l'unica cosa che portiamo al laboratorio sono delle camicie premium. Ah, ok, meno male. Di solito tu arrivi sempre per ultimo, sei arrivato prima stasera. Sì, dai, posa tutto, anche perché
questo ce lo teniamo noi ci dobbiamo fare le armi, quelle belle. Ecco, arrivato quello iniziamo a fare le persone violente. Allora, fucile d'assalto leggero, che lo volevo tanto provare, ne facciamo 2. Poi ci facciamo una bella pistola lanciagranate, anzi 2, perché no, contro quelli giganti. Dopo stacco e tornerò palesemente prima che stacchi, ma è il tuo marchio di fabbrica, noi non ci aspettiamo che di meno da te. Quindi vai tranquillo. Lo sai, mia life, tu casa, quindi fai quello che vuoi, vai tranquillo. Sempre bene, quello sempre bene. Tu fai tutte le tue cosine, io preparo l'armamentario. Arriviamo dall'altro lato in Australia e inizio a menare l'entità come se non ci fosse un domani. Adesso vediamo pure un po' di cutscene di storia. Che mo torniamo nelle zone importanti. È finito il giretto turistico, mo si torna un attimino più seriamente sulla trama. Faccio anche un fucile a pompa, perché no? Allora, prendi tutto. Metti nello zaino. Tieni materiale, fai niente. Ok. Siamo pronti? Ah no, aspetta, che siamo pronti. Fermi un attimo. Abbiamo 30 milioni di risorse in armi. Aspetta un attimino. Zaino, alzati. Allora, ci fissiamo un attimo il carico. A posto. Allora, zona laboratorio e ritorno in Australia. Ok, erano 2 settimane che non tornavo lì. Ora troviamo tutta la mappa distrutta perché non sono riuscito a giocare. Va bene, farà parte della lore del gioco, senza problemi. Aglia. Allora, già l'altra volta ho preso la pietra qui in mezzo che mi ha fatto rompere tutto. Aspetta. Andiamo sulle strade principali con calma. So quanto può essere interessante, ma ci sta Civilization 6 con tutti i DLC e robe. Dove? Tu mi devi dire solo dove. Dove? Che io il 6 sai che non ricordo se ce l'ho già su Steam. Aspetta un attimo, fermati. Dovrei vedere anche sull'Epic Store. No, il 6 già ce l'ho. C'ho la versione Leader Pass. Però tu dimmi lo stesso dove, perché se c'è qualcuno dei DLC o delle cose che non c'ho, sono gratis, ma perché dovrei rifiutare questo cortese invito? Infatti io mi sono tenuto Civilization 7 per quando, avviando il negozio e tutto, riuscirò forse a stare un attimino più libero, perché quello me lo devo far scrocchiare sotto il palato per bene, mi ci devo dedicare un pochino a modo mio, ma per farlo devo stare un attimino in tranquillità. No, ehi, no, ragazzi, stiamo scherzando? No, allora, ragazzi, non avete capito. Allora, andiamo un pochino più larghi, tagliamo di qua, di qua, di qua, di qua. No, di qua no, perché sennò andiamo dove non dobbiamo andare. Sbagliato strada. Bene, il primo piano è stata una cazzata pazzesca. Allora, andiamo di qua, andiamo di qua. Andiamo qua in mezzo e non vorrei ci sia qualche boss fight grossa qua in mezzo così a sorpresa, perché renderebbe i futuri viaggi molto più imprevedibili. Da un lato mi piace sta cosa, da un lato saranno cazzi amari. Quello è scappato con Civilization e non mi ha detto più niente. Quello, non sparire, non lasciarmi col colpo di scena. Perché devono starci le CIA qua giusto quando ho deciso di tornare in Australia? Perché?
quel mezzo con le armi, non posso lasciare niente. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa. C'è roba per l'ex laboratorio. Fermi. Eccolo là uno. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Alla fine era qua dietro, a posto così. Allora, via. Fermo attento. Allora, noi proviamo ad andare di qua, non proprio di qua perché vedo cose non tanto piacevoli. Forse abbiamo passato la zona brutta. Le ultime parole famose, ma vecchio non mi faccio mai i cazzi miei, perché pur qua tu vai al laboratorio, non ti preoccupare, e poi ce ne torniamo in Australia. Allora piano Sam. Sull'Epic Store con la cosa dell'Access e DLC. Ok, grazie mille, così me lo vado a riscattare. Se mo è parecchio che non ho del tempo per giocarci. C'è qualche pacco qui da consegnare. Allora, dura fino al 24. Ah ok, io mo dopo lo faccio pure così mi metto tranquillo e non me lo dimentico, quindi grazie mille. A questo punto ce li prendiamo tutti e due e via. Allora, di qua dai che ci vuole un po' di trama e quant'altro, è da tempo che non ne vediamo. Allora, di qua dopo il breve e tortuoso passaggio qui. Ok, siamo arrivati. Ok, allora, terminale. Noi facciamo tutte le tue consegne a te. Almeno ci facciamo qualche punto. Allora. Welcome, Sam. Thanks for... Oh, picked up some lost cargo, I see. Sono un bel po' di punti. Dai, almeno... Ok. Ok, un altro potenziamento c'è. Fucile d'assalto leggero livello 2. Ottimo. Ottimo, il regalino finale ci ha dato la zona. Ok. Allora, Sam, facciamo così. We found a way to improve this version comes. Keeping it small and portable was a real challenge. Try it. Allora, ci organizziamo in questo modo qui. Allora, affidiamo il carico e diamo questo qua
per l'artista. Facciamo da quello che abbiamo noi. Allora, lasciamo un pochino di cose a persone che stanno giocando un attimino adesso e stanno a fare quello che stiamo facendo noi. Allora, vediamo tutto questo. Sì, questo, tanto mo possiamo costruirci tutte le cose. Questa no, questo ce lo dobbiamo tenere. Questi ce li teniamo, questi li diamo. Fucile d'assalto, questo qui ce lo teniamo. Scarponcini stanno messi bene. Allora, questo regaliamo agli altri giocatori, almeno se ne fanno loro qualche altro uso. Pardon, sono 9 add-on tra DLC e espansioni. Io accetto immensamente il suo pardon, soprattutto se porta informazioni così buone e gentili, che io penso di avere una versione con pochi DLC e quant'altro. Mi sembra che la comprai mentre era in sconto. Se questa c'ha più cose ci posso tornare su, ma con immenso piacere. Anzi, guarda, se mi stavo fermando un attimo per bere. Dov'è l'Epix? Mi sono perso l'Epix. Epic Stores. Ok. Bene, Windows no, me lo vede. Va bene così, me lo cerco dopo. Ci ho provato. Che non si dica che non ci abbia provato. No, che è la borraccia per bere, che ti pare? La borraccia, guarda, tu ciucci e ti arriva l'acqua in bocca. Poi se la metti nel frigo e si fa fredda, risolve ancora meglio il problema dell'estate. Pensa tu che mirabolante invenzione. Allora, per il garage noi abbiamo sempre il protomezzo. Qui e questo adesso ce lo dobbiamo portare per arrivare di là. Non abbiamo altri mezzi, non abbiamo niente, ma ci dobbiamo fare 3 fucili d'assalto di livello 2. Granate MF 5 se iniziano a pushare. Asta ad alta tensione personalizzata, così veniamo ancora più forte. Penso di avere l'audio ritardato. Sì, e c'è un po' di lag. Io mo appena riesco a trovare sempre un po' di tranquillità. Ragazzi, so che sembra la scusa per ognuno dei problemi, però per aggiustare delle cose serve del tempo. Se non c'ho il tempo perché devo lavorare e servono dei soldi per vivere, diciamo, le cose non combaciano in un certo modo. Che una volta con le live avevamo ridotto il lag al minimo, solo che poi tra cambi, formattazioni al computer e quant'altro non ricordo che settaggi avevo. Poi ho cambiato i programmi e tutto, però appena c'ho il tempo mi metto e cerco di capire come streamare meglio, anche vedendo di fare qualche ampliamento alla linea di casa. No, ma c'è pure la cosa del lag. Tu al limite quando fai questi problemi chiudi proprio l'app da Twitch, di Twitch e riaprila dopo un po'. Proprio forza la chiusura dell'app, non premere il tasto home e poi la riapri dopo 2 secondi. No, chiudila completamente. Con l'audio dal PC e video dal telefono. Wow, quello come te la stai facendo complicato? Perché stai facendo tutto sto giro? Con l'audio dal PC e video per sentirmi meglio. Ma tu fai tutto sto giro per sentire meglio le cazzate che dico. Ma stai bene quello? Quello, ma mettiti col telefono senza fare bordello, mi senti come puoi. Non ti mettere a fare le capriole e rischiare il lag. Tacci tua. Quindi mi sente tutta la tua casa, tutta la tua abitazione, tutto il tuo luogo. Cioè, quanto alto c'hai il volume adesso? Intanto prendo l'autostrada per l'Australia,
Ma pure per la tua famiglia si sente sta voce mia da deficiente nelle orecchie che gira per tutta casa. Ma ti sembra normale una cosa del genere, questo? Non trovo le cuffie col Bluetooth e quelle con la Type culo si sono smontate. Mi restano quelle col jack che entra solo sul PC. Vedi, aprire il negozio mi mette in una brutta situazione, che io ti potrei fare la battuta. Quello è quando te le compri le cuffie, ma vendendole adesso non posso fare più queste battute. È un brutto giro. Solo stasera. Capì? Non le posso fare certe battute, perché sennò poi è conflitto di interessi. Tu vendi, fai le battute, no? La gente si aggrappa a tutto, quindi meglio stare tranquillo. Il bastardo dovrebbe arrivare a breve. Stasera facciamo seratina soft, perché gli ho detto, mo vediamo qui di arrivare al punto in Dead Stranding con cutscene nuove, così ci rilassiamo un pochino. Non abbiamo niente da vederci stasera e ce lo vediamo domani. Anche perché per alcune cose mo ci vuole del negozio, non ho avuto tempo di vedere titoli alternativi o cose da fare, ma poi vediamo nei prossimi giorni come va la cosa. Io vi informo sempre in tempo reale, quindi come c'ho il tempo rimettiamo in mezzo anche altre cose, scusatemi. C'è un po' di Dead Stranding, si fa una certa, mettiamo un po' di The Alters perché lo volevo portare avanti. Facciamo un pochino e poi domani vediamo come va la giornata. Allora, andiamo in Australia. Completamente scagato, ma buonasera, buon Reagan. Bonsoir. Arrivato giusto nel momento in cui stiamo tornando in Australia. Ci aspettano altri cazzi e nuove avventure. Però con più armi stavolta, attenzione, siamo dei piccoli Rambo. Tutti questi sono prodotti da consegnare? No, sono tutte armi. Mega cazzi. Ci sono le CA giganti dall'altro lato. C'è quello in chat, io devo viaggiare tranquillo. C'è quello che ha smontato, ha montato, ha fatto cose per sentirmi in live, quindi bisogna stare tranquilli a queste cose. Vai Sams, passa il portale. Fammi bere, ma fammi mostrare in live che è la borraccia, se no quello dice che io pippo in live. Ah. Regan, tutto bene? La sborraccia non c'è acqua dentro, quindi la borraccia normale, no? Diciamo poi... Allora, ragazzi, borraccia, se io fossi in grado di riempire tutta questa, io mi stringerei la mano da solo, ma non sarebbe troppo, cioè si rischia di morire, secondo me, con queste dimensioni, quindi meglio di no, ragazzi. Teniamola come borraccia. Ragazzi, è grossa, per riempirla ci vuole tanto, non siamo portati noi per un certo calibro di lavori, parliamoci chiaro. Ma ok, giornata di lavoro, tranquilla. Ma ho finito un attimino in tempo e ho detto voglio giocare un po' con Kojima, e Kojima giocherà con me. Te invece com'era il mare? Affollato, c'era gente, sei riuscito a stare un attimo tranquillo? Strapieno, sì, ci sta, ci sta. Io sto aspettando il momento giusto per andare a trovare una persona a me molto cara in un certo modo. Non fare il bagno perché ho lavorato l'anno scorso in un villaggio vacanze in un bel posto dove tutti pagavano per andare a farsi il bagnetto. Io sono stato 3 mesi là, non ho messo manco il piede sulla spiaggia per una singola volta e io chiamavo le navette tutte le mattine per far andare le persone in spiaggia. Io ho soltanto bisogno di andare in spiaggia e prendere un po' di sole così da attivare il mio superpotere, diventare un attimino abbronzato e meno bianco cadaverico e sembrare più una persona alquanto normale. Sto cercando di trovare il modo di liberarmi, forse un giorno ce la farò. Se no c'è una quantità di turisti disumana. L'avevo sentita sta notizia, questo è un bene, questo è un bene.
Soprattutto se sono i turisti, quelli buoni e che sanno come comportarsi, non quelli che poi si prendono i souvenirs poco prima che lasciano posti importanti. Ah, bella questa chiesa del 1500, quasi quasi mi porto un souvenir. No, vai nel reparto souvenir e ti compri qualcosa a tema, non che stacchi un pezzo di marmo da là vicino e te lo porti a casa. È stata un sacco di anni quella cosa lì, perché gli devi rompere i coglioni? Così come per le CA, perché le CA devono rompere i coglioni a me? Perché il gioco è fatto così. Allora, non voglio avere il problema che abbiamo avuto all'andata. Quindi, iniziamo. Si fa la prova del fucile leggero con i supercazzer. Ok. Allora, se viene qualche CA con calma, con tranquillità, eccola qua. A che bordello. Devo capire questo piano quanto è sostenibile. Ok, muoiono. Ok, bene, molto meglio di quanto lo facessimo prima. Ok, però a questo punto la ricompensa io la voglio. Ma tu sei andato in una spiaggia pubblica, su un lido? Cioè, fammi fare un po' i cazzi tuoi, dai. Cioè, mi piace quando ci scambiamo informazioni, no? Parlo sempre io e mi scoccio. Fatemi sapere qualcosa delle vostre vite, voi che vivete all'esterno, voi che avete contatti col mondo. Fratello, aiuto un fratello. Qualche consiglio per Civilization? Allora immaginalo come un'enorme partita a scacchi che ti devi portare avanti per quanto più tempo possibile. Ragiona su tutte le risorse che c'hai, su come sei messo con le diplomazie, come sei messo con le città e tutto. Prenditi il tuo tempo per decidere ogni turno cosa fare e poi vedi cosa succede. Durante la scelta, perdonami, di quello che puoi fare in un turno, c'è tutto il tempo che vuoi, soprattutto se giochi in single player, quindi non cacarti il cazzo di spenderci anche 1 o 2 giorni. Contatti col mondo? Sì, io personalmente per la situazione in cui sto pure lavorativa ne sto avendo, ma pochi. Fortunatamente non sono a livelli dove sono chiuso in casa e non ho intenzione di uscire o quant'altro. Ho intenzione di uscire ma devo risolvere prima cazzi un attimino urgenti. Però ecco, voi che uscite, che siete liberi e quant'altro un pochino più di me, datemi notizie del mondo per quello che state facendo così da... Ah, io ancora di meno. Da una palma di un lido che paghiamo 50 euro a testa a stagione. Ah, ok, buono. Quindi dotazione standard, ombrellone, 2 lettini? Cosa del genere? Poi ogni lido comunque si fa gli accordi commerciali suoi. Di base, come ho capito, la dotazione è quella. C'è un Giovanni. Giovanni, venga qui. È l'urlo che caga il cazzo, aspetta. Carica sempre forte, si carica anche velocemente, ottimo. Ok. Benissimo, se davanti c'è qualche boss fight grossa non dovremmo avere eccessivi problemi. Va benissimo così. Ci vogliono un bel po' di colpi. Sai che è partito a leggere. Ok, quale parte vi devo ripetere? Io cerco di capire pure quanto lag c'è. Allora, protomezzo, siamo arrivati. Protomezzo è bello il Leavare e noi l'abbiamo preso. Allora, da qui a sto punto ci conviene, tirando uno spettacolo di viaggio izzo, famo una via dritta fino a Kabul, autostrada e via. Però autostrada
Autostrada qui, autostrada qui, autostrada qui. Iniziamo a prendere qualche pacchetto. Allora, piano che ci possono essere gli assessori qua in giro. Ok, il BB segnala dietro. Un ombrellone molto grande fatto con le palme, abbiamo 4 lettini e 4 sedie. Wow, ottimo, ottimo. Minchia, buono. Ah, ok, quindi sei riuscito a stare bello tranquillo, in grazia di Dio te la sei goduta la giornata. Ok, sei andato dalla mattina fino al pomeriggio, cioè come va Regen al mare? Se lo mette il costume oppure si butta in acqua tutto nudo e poi capisce di non essere su una spiaggia nudista? Cioè, come ti comporti? Ma sì, un giretto un pochettino qua adesso per migliorare qui ci andiamo meglio, si può pure fare. Allora, bentornati sulle autostrade. Allora, che bello quando ci sono le autostrade che funzionano, che bella cosa, una gran bella sensazione. Allora, al musicista quindi dopo. Condividi carico, comandante solitario sì, comandante solitario sì. Sacca di sangue no, qui non abbiamo nient'altro. Ok. Possiamo anche posare un pochettino di armi lì dentro. Allora. Allora, qui dobbiamo venirla a prendere dopo la missione. Allora, devo vedere se ho sbloccato qualche altra zona per le autostrade. Abbiamo un po' di risorse per fare dei metalli, qui abbiamo la miniera. Mattina fino a ora di pranzo e pomeriggio dalle 15 alle 19. Ah, beh, bello, ti sei proprio consolato, bello. Bello, mi piace questa cosa. Ti sei già abbronzato? Poi veniamo anche alla domanda importante, che c'è una domanda che tutti ci stiamo facendo, in un modo o nell'altro. Chiunque vede la live adesso, chiunque forse recupererà il video, ha una domanda in testa, una e una soltanto. Inutile che ci giriamo intorno, sappiamo tutti qual è la domanda, la diciamo e ci togliamo il pensiero. Poi naturalmente se Regen vuole rispondere, sia chiaro. Aspetta, purtroppo no, perché già hai capito la domanda che ti voglio fare? Almeno fammela fare, così per fare questo quiz e chiederti queste informazioni nella maniera corretta, così evitiamo fraintendimenti di qualunque tipo. Quindi penso che sia più per il fatto se ti sei abbronzato. Ok, quindi posso farti la domanda? Esatto, anche quello è il punto. Quindi la domanda in modo carino, velato, tranquillo. Hai fatto acchiappanza? Hai fatto conoscenze? Ti sei comportato da gentiluomo innanzitutto? Allora, fammi partire tutto quello che scriverei con un bel allora per farmi capire che c'hai tanto da raccontare, perché la giornata è stata divertente, mi fai divertire anche a me. Dai, dimmi che ti hai raccontato un fatto strano oggi. Regen, non mi dire che sei stato tutto il tempo in acqua steso e non hai fatto amicizia, altro ti caccio, attenzione, un po' di socialità spero tu l'abbia fatta. Contenitore per munizioni grandi livello 2, ottimo, l'abbiamo nominato ieri, quindi adesso ce lo possiamo effettivamente mettere. Ok.
It's a miniaturized version of the wouldn't have no matter. Naturalmente quello, se non vuoi, è quello a forza. Oggi ce l'ho con quello. Regen, se non vuoi rispondere, tranquillo. Però facci vivere le avventure del giovane Regen oggi. Allora, questi li portiamo noi. Missioni non ne ha. Comandante, comandante. Musicista, questo ce lo prendiamo dopo. Ok, allora facciamoci un po' più leggeri perché abbiamo comunque un bel po' di cose e la situazione è molto più tranquilla. Allora, questo lo diamo agli altri. Allora, per l'abbronzatura sono diventato nero. Questione verso un po' particolare. C'è stato uno scambio di sguardi con una carina ma è circondata da amiche sgallettate. Allora, Regen, quindi tu la vedi tutti i giorni a sta persona? So che affittando per tutta l'estate tu la vedi spesso. No, lavoro. Ok, però c'è la possibilità che torni su questa spiaggia e la rivedi? Il weekend, ok. Ho già capito se l'hai vista solo oggi per la prima volta o già ti è capitato in varie occasioni di notarla? Sì, siamo vicini di Palma. Ah, allora, Regen, risposta sincera. Tanto resterà solo tra me e te. Sta ragazza non può mai sapere chi sei perché non so il tuo nome e cognome. Cioè, lo so, ma non lo so. Io non lo dico. Quindi tu in tutta sincerità sei sicuro che il tuo sguardo è stato corrisposto? Allora è arrivato anche il signor Gianmarco mentre fuori urlano il timone. Momento bellissimo, un attimo e torno subito. Carina con gioco di e stiamo dando consigli sentimentali. Questo è giusto così. Sì. Ma da già tutto mo sereno. Sì, 10 minuti dopo faccio sto booking da live e porto tutte cose. Regen, io quello vorrei aiutarti a fare, ma visto che comunque stiamo facendo sta cosa in live e non ti voglio dare un certo tipo di consigli, ma ti voglio sinceramente aiutare, ho bisogno di capire un paio di cose. Come Cristo mi muovo, non spiega un cazzo. È un momento, era arrivato Gianmarco, devo lasciare Gianmarco fuori la porta, quello si incazza. Si era rivolto a me, mezzo ci conosciamo perché facevamo lo stesso liceo. Allora, quindi tu però rispondi solo sì o no alla domanda che ti faccio. Tu sei sicuro al 100% che il gioco di sguardi è stato corrisposto? Sei sicuro di questa cosa? Che se è accaduto una volta, ok. Se è accaduto 2 volte, ok. Se è accaduto 10 volte e vi conoscete da tanto tempo, aspetta un attimo. Allora. Sì, ok, no, quello che si mette nel mezzo, quello che c'entra il tuo no adesso? Cosa c'entra? È arrivato anche il dottor Gianmarco. No, morte le cuffie. Quindi ti posso dire, quello suca e tu non mi sentirei mai. Che bella cosa la tecnologia quando si stacca in alcuni momenti ad alcune persone. Dopo però lui se lo immagina che gli stiamo dicendo suca, quindi non c'è manco divertimento nel farlo. Allora, ho finito il liceo 8 anni fa, manco ci salutiamo. Però
Però sta cosa è accaduta oggi. Tu quando stavi al liceo, ma c'è stato qualche avvicinamento, non vi siete proprio calcolati? Com'è la situazione? Perché se tu valuti un paio di cose e sta persona ha ricambiato il tuo sguardo in un certo modo, chiedere in modo tranquillo e pacifico, senti ma una bibitina insieme qualche volta, se ti dice sì va bene, se ti dice no, ciao, tanti saluti, ti togli il pensiero e stai un attimino più tranquillo ogni volta. Ti togli il cerotto, così capisci, magari ti può arrivare una risposta positiva dall'altro lato. Buonasera, scrofe. Per le amiche, tu non ti preoccupare che tu non devi uscire con le amiche, tu devi uscire con lei, quindi inizia un attimino a vederla sotto quest'ottica qua. Poi se si comporta a modo e si crea un bel rapporto, auguri e figli maschi. Diciamo di base funziona così, poi ci sono le varianti, ci sono i cloni e ci sono i pericoli, purtroppo dobbiamo dire. E non solo con le ragazze, ho parlato di amicizia anche con persone che apprezzano persone del loro stesso sesso e la situazione è praticamente uguale. Eccolo, è arrivato. I pezzi di merda sono ovunque, così come sta roccia. Sali si un po' terribile, sono abbastanza timido, parlo davanti a tutte e mi stranisce un po'. No, ma tu non devi fare davanti a tutte proprio in maniera brutale, no. tipo scena di un film dove ti ritrovi. Caccio fish. No, questo non funziona e poi lo porterebbe in galera, quindi non penso. Non penso. Se quella dice bello, metti caso. Ma non penso che se lo fa in pubblico la cosa vada per Pensa bene. se più persone d'attorno fanno, però Ah no, niente aspetta, male. Marco, manca il contesto. Allora, luogo dove lui passa l'estate quando ha possibilità, sta ragazza sta alla Palma accanto. Ok. Quindi tutta la sua famiglia, se Ok. Regen si alza all'improvviso, si abbassa il costume e tira fuori lo Svrangen, arresto immediato, Regen in galera, anche noi in galera perché gliel'abbiamo Tu suggerito. stai dando per scontato. Se Io- vai in una spiaggia nudista può farlo. Regen, la spiaggia dove vai tu è una spiaggia nudista? Io pure il pesce ebreo, non so se piace. Vabbè, se No, ci questa c'è è una la cosa che poi devi circoncisione. informarti in secondo momento, quello assolutamente. Guarda, io non ho la condizione, diciamo, dell'operazione da circoncisione, ma il mio è perennemente senza protezione, se così vogliamo definirla, quindi ti posso capire. Non credo sia un problema. Tu, visto però- che stai vicino al suo ombrellone, non penso che sta ragazza H24 sta sempre con le amiche. Magari stai in un momento tranquilla sotto l'ombrellone, senza che ti metti a cercare, vedere dove va per poterle parlare. Vedi se nasce il momento spontaneo, le provi a lanciare una semplice parolina e vedi se ti dà... Suca. No, se... Quella magari potrebbe rispondere la mamma o simili... Oh, sì, te lo suco. Metti caso. Allora, potrebbe essere una possibilità, però poi dipende Regen quanto vuole impegnarsi, quanto ti piace sta ragazza. Faccio un elicottero in amicizia, sì, fallo. Però tu di certo non sai i gusti di questa ragazza, allora inizi a capire se vuole avere un contatto e un dialogo con te. Una semplice battuta, vedi se ti risponde, poi alla volta vedi di parlarci. Al momento non ti parla, già parlarle una volta ogni tanto quando siete in spiaggia per fare amicizia, visto che già avete un punto in comune col passato, ci provi. Se va bene, se non va bene, t'attacchi al cazzo. Cioè, detto proprio senza Guarda, condizioni. Se di vuoi causa. un argomento generico, Reagan, che funziona sempre, chiedile cosa ne pensi del noto pittore austriaco del periodo della seconda guerra mondiale, che ha fatto anche cose buone? Cosa ne pensi? Vedi se lei ti... No, effettivamente, a parte la battuta di Gianmarco, Io chiedo. trovare l'aggancio con una battuta, una cosa che te generica. ne puoi uscire tranquillamente, che pure se ti dice che cazzo hai detto, tu non è che hai fatto una figura in merda. Cioè, tanto alla fine se con sta ragazza deve accadere un dialogo accadrà, se non deve accadere, sì. guarda che esistono altri milioni, miliardi di ragazze sulla faccia della terra, quindi non è lei, forse in futuro, chi lo sa. Certo. Una gag sull'olocausto, fa sempre ridere. Te ne potrei suggerire anche altre, ma Allora, non le posso se- dire live. Se non ha parenti ebrei o se per qualche motivo la sua famiglia o il suo passato non coinvolge l'olocausto, potresti forse trovare la persona che ha un certo tipo di humor. Anche questo è vero.
Buonasera Pierluigi. Bonsoir Pierluigi. Bello Pierluigi che subito ha capito il titolo. E mi è arrivato anche l'obiettivo, carico come un mulo, sperando di non prenderlo. Modello tronco. Modello tronco, esattamente. Allora, qual è l'obiettivo che abbiamo fatto? Consegni un carico del peso totale di 2 tonnellate. Bravo Sam Porter Bridges. Allora. Ma oggi sei riuscito anche nell'impresa di farmi quella cazzo di scheda. Mamma mia, È uscito tutto in maniera tutto, corretta? sì, tutto quanto. E ti basta parlarci in un certo modo e si riesce a fare quasi tutto. Passamelo in privato. No, quello, pure se te lo scrivo in privato mi arrestano. È un cazzo di guaio. Comunque Regen, per terminare, non è niente da perderci nel provare a scambiarle una parola. Se ti va bene, non ti va bene, non ti va bene. Però almeno non ti verrà in mente ogni volta che la vedrai sta persona e ti darai del deficiente. Poi tu sei deficiente per altri motivi, ma questo l'abbiamo appurato nel corso del tempo. Stai tranquillo con la coscienza tu e non ci stai a rimurginare su ogni singola volta. Poi se vuoi qualcuno che ti dà del deficiente, lo sai benissimamente, io e Gianmarco siamo a tua disposizione, te lo diciamo tutte le volte che vuoi. Assolutamente. Te lo facciamo gratis e non ci devi dare niente, vai proprio tranquillo. Per un amico questo ed altro, anche dargli del deficiente. Sì. D'altronde siamo esseri umani, ce l'abbiamo dentro la voglia di offendere e dire parole di un certo tipo, quindi se vuoi, se ti aiuta a farti stare meglio, ti offendiamo con immenso piacere. Ancora Leccia, oh no. A proposito, lo so che è un'inezia, ma la citazione corretta dovrebbe essere che non c'entrava col titolo, per lui c'è il limite di 100 caratteri, su Twitch è più di... anzi, su Twitch un pochino di più, su YouTube meno, su 100 caratteri. Quindi mi sono dovuto regolare. Dico fatemi mettere il titolo di 200 pagine. Sam frena perché qua se vengono le entità noi passiamo un guaio, Sam. Sam, innanzitutto dove cazzo andiamo? Inteso come, dove cazzo siamo e dove cazzo dobbiamo andare? Di certo non di qua perché andiamo alla miniera. No, che addirittura è una zona che non ho esplorato. Ok, aspetta. Di qua, e sto guardando di qua. Non c'ho segnalini in giro. Ok. Devo andare giù di qua. Di qua. Di qua. E poi tornare di là. Ok. Base del governo, stiamo andando. Perché Sam, vai piano, calmati Sam, vai piano, ce la possiamo fare, se andiamo piano non si rompe niente, anche con la moto, con calma, come insegna il maestro, step by step, e si fa tutto. Allora. Dobbiamo tagliare di qua, quindi possiamo scendere un pochino di qua. Non vedo l'ora che si sblocchino gli altri mezzi. Piano. Là. Prova un trick alla Brumozzi, non col carico in mano, perché sennò c'è problema. Le consegne vanno fatte per bene. E io non lo posso dire per conflitto di interessi, oh no. Oh no, non posso giocare più a Death Stranding in live, Gianmarco. Io vendo prodotti e qua faccio consegne. No. Conflitto di interesse. Se sbaglio a consegnare faccio brutta figura in live. Guarda da giri. Porca la miseria. Continua a giocare a Death Stranding in live. Poi vorrei consegnarvi io i prodotti, soprattutto ad alcuni di voi. Però non ho mezzi così come Sam e non so manco portarlo, quindi... A bombazza! Possiamo fare il servizio aglia
Aglia, preso botta, aglia. Ok, di qua. Possiamo fare il servizio alla consegna del pacco che io e Gianmarco vi veniamo ad insultare di persona. Cioè Come possiamo no? aggiungere pure questo, non ci sono Certo. problemi. Adesso possiamo muoverci un po' in autostrada, qualche trick proviamo un attimino a farlo. Allora, solo questo, c'è un po' di danno, ma va bene. Con l'orario ci siamo. Allora, voglio solo tornare all'altro punto e riusciamo a fare la zona nuova. Allora, attiva terminale. Carico condiviso, il musicista assolutamente sì. Metti nello zaino. Allora, motomezzo. Allora, c'è una prolunga qua per le autostrade. Oh cazzo, si sono triggerati i briganti, ma noi ce ne frega altamente. Ok, vai Sam. Vai Sam. Vai Sam, resta su. Allora ci provo. Ci provo. Ci provo Sam, non cadere giù che qua facciamo il danno. Aspetta, vediamo se mi riesce il trick. No, no. Frenato troppo. A posto. È riuscito? Ho passato il test. Allora, questo lo diamo a tuo. Aspettiamo così facciamo prima. Allora. Non tantissimo, ma va bene così. Allora, tu c'hai la missione che ci farà andare la prima parte in avanti. E noi dobbiamo andare dal musicista. Armi ce ne abbiamo, cose ce le abbiamo, 2 di metalli. Ok. Disponi. Allora, però lì vicino c'è l'aeronave, quindi possiamo anche riparare i veicoli e tutto. Personalizzazione dello zaino. Accessori, ancora niente. Contenitori munizioni, questo si ricicla. Ok, più di questo non può andare. La bombazza! Così. Ok, ho tolto delle toppe da sotto, ma gliele posso un attimino rimettere anche perché ho delle nuove. Allora. Mettiamo il gruppo sanguigno, che può sempre far in modo che se qualcuno mi trova sulla cima di una montagna mi può fare un attimo una trasfusione. Non è male. Quindi va bene così. Anche se per il gruppo sanguigno che ho so 0 RH negativo io. Quindi sono l'ultra raro dell'ultra estinto così. Buono. Solo che io gli aghi per tirare il sangue non andiamo un attimino. Mettimi uno zombie davanti, mettimi un'entità cattiva e te la posso lottare, ma non mettermi l'infermiera davanti che mi deve tirare il sangue perché ecco, terrore, paura e raccapriccio. Problema. Protezione niente, ok, qui per il momento va bene così. Come toppa mettiamo anche la porter.
e la Porter la mettiamo qua. Logo Kojima Production, assolutamente sì. E questo lo mettiamo qua. Bicicla, questo qua. E virtualmente possiamo partire. Quando mi controllo la mappa mi assento giusto qualche minuto e ci facciamo il viaggione verso le cutscene e Samurai che finalmente ci dirà qualcosa. Che lui nel frattempo non è più riapparso. Già, ma io sto giocando da giorni, non non so è apparso ancora. se questo riapparirà. Allora, già, ma il piano è semplice. Noi siamo qui, noi prendiamo il motomezzo, ci facciamo tutta l'autostrada e arriviamo qui. Questo è un generatore. Questo è un box postale. Cazzo di cose delle autostrade. Qui non ce li ho ancora. Ci facciamo tutta la stradina laterale qui sempre col motomezzo. Questo di qua. Si va dal musicista. E il musicista è dove sono arrivato al momento nel gioco. Lui ci ha detto: guarda, la vedi la città laggiù? È piena di catrame, stanno succedendo cazzi. Sì, vai urgentemente lì. Passate 2 settimane. Troveremo morti, feriti e quant'altro, però siamo un bel po' potenziati adesso, quindi non dovremmo avere problemi. Da qui abbiamo la Magellan qui vicino, quindi possiamo fare un bel pit stop completo. Ci prepariamo e ci andiamo a vedere sta cutscene qui, che cosa succederà. E poi dopo switchiamo a qualche altra cosa, però almeno vedo un po' di Kojima nuovo e mi faccio un bel regalino anche io. Ragazzi, datemi giusto qualche minuto e torno. Yeah.
Ok, una sfidante. Allora. Allora. Ok, quello si è avviato, a quanto ho letto torna dopo. Ok. Proseguiamo. Allora. Mo, una bella cutscene, cose che vediamo e non capiremo che cazzo sta succedendo, e che siamo ancora all'inizio. Va benissimo così. Allora, con l'autostrada ci evitiamo almeno l'accampamento per quanto possibile. Autostrade per l'Australia. Autostrade per l'Australia. Appena sblocchiamo il prossimo pezzo di mappa appariranno, penso, le altre zone nuove dove poterle costruire, e vediamo un attimo di migliorare anche dall'altro lato. Allora, guarda che differenza camminare. Noi siamo in una versione, diciamo, quasi post apocalittica. Qui è un bordello dove ci sono le autostrade e sono costruite bene, funzionano, ma si viaggia meglio. Ma non l'avrei mai detta questa cosa. Questa è una scoperta importantissima, per sentire come se avessero davvero migliorato la vita di tutti. Sì, abbiamo anche la miniera, quindi appena si sbloccano gli altri punti vediamo subito di farle, in un'ottica di aiutare gli altri, perché poi apparirà anche in altri server. Quindi diamo una mano a qualcuno, prendiamo un sacco di punti, ci potenziamo anche noi, ne abbiamo solo da guadagnare. Quindi così mi ha fatto sto gioco in questo modo, per farci capire che la collaborazione indiretta, diretta o non, è importante. La collaborazione. Magari noi siamo più bravi a fare qualcosa, ma c'è qualcuno che non riesce a passare quel punto, che non sa muoversi come mi riesco a muovere io, o persone che giocano anche meglio di me. Per noi, costruendo un'autostrada e dargli la possibilità di passare quel punto, scusatemi, senza che noi lo stiamo direttamente aiutando, per noi sappiamo che l'abbiamo fatto, gli abbiamo costruito un'autostrada, ed è una bella cosa ogni tanto vederti quel ti piace che ti arriva perché hai fatto qualcosa di concreto, non perché hai messo una foto con le chiappe da fuori, o perché hai messo l'ennesima foto con i piedi in spiaggia per far vedere a tutti che sei andato in spiaggia, perché tu hai soldi e ti reputi più intelligente dell'altro, e mentre gli altri lavorano tu sei in spiaggia a non fare un cazzo. Preferisco più la foto di una persona come Regen che si diverte perché si fa un culo così dalla mattina alla sera, e quando va in spiaggia si diverte. E da bravo gentiluomo, qual è prima di fare l'aeroplanino, e poi può diventare il rombo di tuono, prova a parlare con sta ragazzina. Sta ragazza non so l'età, quindi perdonami. 7 anni. Non penso abbia 7 anni, Regen è più grande e poi sa come comportarsi. Ho sbagliato. Quindi un dialogo, una cosa. E questo è il bello di sto gioco. Così come mi prenderò tante parolacce per la scala che ho messo sul fiume, dove io 2 volte sono passato di là, 2 volte sono caduto nel torrente e mi ha portato. Quindi allora, non posso perché al mare mi porto il Nokia 3310. fai bene. No, fai bene. Capito? Fai bene. Ok. Legend of Legends of Legends. Spirito Santo, amen. E l'abbiamo completata. Fucile a pompa livello 2. Nella zona di guerra dove dobbiamo andare, Gianmarco. Benissimo. Benissimo. Beh, molto, ci andiamo un pochettino più sotto. Fucile a pompa. Allora, Livello 2. Allora, noi ti ringraziamo per tutte queste belle cose. Noi adesso ci settiamo le abilità e tutto. Allora, perdona se passo davanti, ma è un fucile a pompa con lanciagranate incorporato, Gianmarco. Lanciagranate ci piace molto. Allora, grazie mille musicista, perdonatemi, appena possibile devo vedere di recuperarmi le canzoni che non le ho ancora ascoltate. Io lo sto giocando solo e unicamente in live,
per portarvi tutto uno ad uno, ma durante la giornata non metterci le mani sopra. È Tortura. difficile. Tortura, no, tortura. È vicino Padova. Allora, Islanda. indaga sulle insolite correnti di catrame vicino a F1. Il disturbatore di frequenza è stato distrutto, tuttavia del catrame sta fuoriuscendo dal suolo vicino a West Fort Knott, F1, e nelle vicinanze è stato avvistato un gruppo di guerrieri vestito di rosso, che noi già abbiamo visto, insieme a una gigantesca ombra nera. Elimina la causa delle fuoriuscite di catrame e collega la città alla rete. Mo qua, secondo te con sta premessa ci sono le mazzate? No. Oppure no? C'è il ninja che ha già shottato tutti, Ozzy. E dici che dobbiamo affrontare il ninja? Non è Aspetta. una zona da combattimento? Hai perso. Se devi affrontare il ninja hai già automaticamente perso. Allora, noi accettiamo questa missione che non abbiamo paura, anche perché dobbiamo andare il gioco avanti, perché non facciamo questa, La non morte possiamo non andare fa avanti. paura, Ozzy. Perché l'uomo che può fare bene tutto cose. Non tiene paura di niente. Vabbè, giusto. Oh, ben merda! No, che l'hai data No, parte, di però, fatto è mo ci carichiamo l'inventario in un certo modo, ci organizziamo, Sì. andiamo là e diciamo, oh mi Come merda, merda, e buttiamo tutto giù. Cioè d'arrampicata, ce lo Ti togliamo. dice Pierluigi, potresti fare una ricognizione prima. Allora, Un'occhiatina di conoscendo lato. Dead Stranding 1 e per come funzionerà qui, noi mo entreremo nella zona, si attiva la cutscene e combatteremo sì, in qualche luogo così. Probabile. Possiamo provare a vedere qualcosa, ma sarà difficile, però ci proviamo tranquillamente, magari anche il più piccolo indizio può darci una mano. Ci facciamo un reset completo, quindi scarponi da trekking che si stanno consumando, via. Esoscheletro via, sacca di sangue, questa via. Granate ne abbiamo 5. Abbiamo un paio di scarponi, ma ce ne facciamo uno in più. Ok, 2 chiodi d'arrampicata, sì, visto che dobbiamo fare la zona in un certo modo. Pistola a granate, sì. Mitra, sì. Granate di sangue livello 2. Granate di sangue livello 2. Le usi? Sì, però voglio vedere prima di fare una cosa. Aspetta, facciamo così. Aspetta un attimo. Allora, personalizzazione dello zaino. Io dovrei avere un porta più bombe tranquillamente. Borsa per granate. Già ce n'è una. Ma ne posso mettere tranquillamente un'altra qui. E le bombe ce le sistemiamo meglio. Allora iniziamoci a fare. No, aspetta. Qua la missione è importante e dobbiamo andare un attimino a colpo sicuro. Allora, scarponi da trekking indossa e ti metti le paposcelle. Ricordiamoci che quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Io preferisco andare a questo incontro non con la pistola o con il fucile. Io scelgo di andare con entrambi nelle versioni potenziate che ho a disposizione. Possibilmente non solo un'arma, ma di più, perché ci sono creature brutte e potrebbe essere un problema. Allora, Una sola arma è un po'... 2 fucili ce li mettiamo. Facciamo un altro paio di scarponi da trekking per sicurezza. Trecca bene. Esoscheletro da battaglia di livello 2 che ci fa anche un po' da scudo. Altre 3 sacche di sangue, così se ci attacca non abbiamo problemi. Va bene. 2 fucili lenza, perché se ci dà qualche botta il nemico e ci fa cadere tutti i pacchi in giro o c'è qualcosa lontano da recuperare Lo al volo, possiamo raccogliere con la lenza. allora lo sparo e poi lo devo acciuffare al volo mentre torna, quindi aspettati il ciumo è partito e Vabbè, non lo vedremo più. Però va bene, ci piace anche per questo, non c'è problema. Ma può succedere. Granata di sangue ne abbiamo 5, granate MF ne abbiamo 2. Allora, ci mettiamo l'esoscheletro, ce lo equipaggiamo. Questo mettiamo tutto sullo zaino. Ora disponi il carico automaticamente e ci siamo belli che organizzati. Siamo pronti per partire, però prima di partire per un lungo viaggio noi innanzitutto ci fissiamo un attimo il carico, così durante la boss fight non dovremmo avere problemi. Quindi scarico lo zainetto, si prende corda, si fissa carico,
a posto così. Almeno così. Cosa è servita questa cosa? Ho usato le corde Ok. per bloccare meglio tutti i pacchi. Se vedi, c'è tutto bloccato con le corde. Quindi se prendiamo qualche urto non troppo forte, non si disperdono. Va bene. Allora, noi adesso andiamo prima all'aeronave che è qui vicino. Eccola qua. L'ultima volta ho detto ragazzi torno subito, vado un attimo in Messico e torno a breve. Sono passati 2 settimane. Mentre il mondo sta finendo sempre più. Prenderò dell'acqua. Pezzo di ghiaccio gigante sarebbe. Mamma, mi fa caldissimo stasera. Allora, ok, c'è il mezzo che avevamo prima. Allora sistemiamo un attimo la situazione. Allora, vediamo un attimo. Allora, magazzino della struttura no. Fabbricazione e gestione garage. Allora, questo lo metti nel garage, questo lo metti nel garage. Ok, almeno abbiamo i veicoli qua dentro, casomai qualcuno gli possono servire. Quello di prima, ok, è stato preso anche lui in automatico e se è giusto ci facciamo il protomezzo ufficiale a questo punto anche per la zona qui. Allora, noi al momento abbiamo solo il 3 cruisers, certo, però ce lo possiamo fare anche con un piccolo potenziamento. Allora, fabbrica componenti, ci mettiamo un po' di corazza aggiuntiva, possiamo cambiare il colore. Allora ragazzi, scegliete 2 combinazioni di colore superiori e il colore secondario, le strisce quelle centrali. Proviamo qualche colorazione uguale, bellina, che piace a tutti, e questo sarà il tema ufficiale che utilizzerò al momento in Australia. Quindi così ogni volta che guido penso a voi. Sì, solo questi colori qua? Sì, al momento solo questi qua. Il mio preferito è il rosso, quindi se devo sceglierne uno io, uno ti dico rosso. Ti faccio vedere rosso sopra. Ti faccio vedere la linea rossa come viene. Ok. Andiamo anche col mezzo fatto in un certo modo. Ci vediamo una bella cutscene di gioco, un momento alla Kojima, che da tanto che non succede da quando sono arrivato qui in Australia, quindi ci divertiamo un pochino, poi dopo passiamo altri guai con The Alters. Ti la cuffietta? Sì, pensavo ce l'avessi anche tu già. No, perché io sento i rumori? Perché senti i rumori del pad che vengono dal DualSense. Allora io mi inizio a far vedere un po' qualche colorazione. No, il rosso sulle strisce così, tutta rossa è troppo esagerato. Magari un rosso e nero, che è figo. Ok, queste sono le colorazioni principali, vi faccio vedere un attimo pure le altre, però bianco su bianco lo faccio vedere così, che sennò col piffero che lo vedete. Col piff. Allora, le linee. Diciamo che se mi metti un po' di acqua ti vorrò bene da qui all'eternità. Aspetta, sembra quando chiudo la bottiglia, sì, ci ho pensato dopo, perdonami. Che se mamma. Allora, attendiamo suggerimenti. Grazie Regen, perché ho fatto simulazioni di combattimento quando ero nei soldati, e la cosa che ti insegnano è essere A riparato, B avere un fucile con molti proiettili, C essere leggero, perché essere mobili con poco peso sarà sempre migliore che essere caricati come muli. Infatti io le botte principali le prendo quando mi bloccano i briganti con 80 kg di pacco addosso e aglia fatto male. Allora dai, 2 colori. Se no poi sembra che sono lo streamer cattivo che vuole parlare da solo, che non fa partecipare la chat. Dai.
pure combinazioni strane, non vi preoccupate, vediamo un attimino come vengono. Cioè potete dirmi pure la viola, che è bello Rosa. acceso, è rosa, scusatemi. Io lo identifico come viola Perché si daltonico. perché sono un po' daltonico forse, non lo so, però per me è viola. Io ti avrei detto Ho un viola. rosa molto scuro. Me la passi Questo così? è rosa shocking, tra virgolette. Non conosco le varie tonalità ed è una cosa Rosa che sto shocking, studiando. sì. Al rosa shocking, al capitolo lì ancora. No, è ci viola, devo Lozzi, arrivare. viola io ti avrei detto rosso e viola. O blu e Nero e viola. rosso è carino. Come avevo detto io, bravo Reagan. Fare però strisce rosse e base nera. Così. Così. Così è cattivo. Così è decisamente cattivo. Armored, bello cattivo. Nel mondo reale Ok. c'è più una fazione in concerto, non ti va a barare, e direi di sì. Esatto, sì. Lì è one shot, cioè se ti beccano no, non c'è la vita che scende, quando no, è proprio finita. Eccolo qua. Cioè, Tu però da in realtà adesso. la vita scende, tu dato diminuisce. No, ma scende, ma non puoi farla salire in tempi rapidi. Che è successo? No, niente, una notifica ai cazzo di gruppi di Instagram, che noia. Allora, ma c'è ancora un'altra cosa che dobbiamo fare. E le decalcomanie dobbiamo mettere. Allora, quale mettiamo? Allora, cerco di mettervele un attimino al meglio. Vedete quale secondo voi ci sta bene. Ma oggi hanno fatto una statua dei Fantastici 4 a Piazza Plebiscito. Io ho molta paura di quel film, però lo affronterò con tutte le mie forze. Ma c'ha la fiamma. Allora, a me piace questo della Bridges. Cosa che pochi conoscono, i colpi di arma da fuoco letali in realtà sono pochissimi, la gente muore più per dissanguamento o per infezioni dovute alla ferita. Bridges è bello. Gianma, ti piace questo così come gli sta? Sì, come no. Affare fatto. Sto cercando di capire com'è possibile che un uomo sia morto risucchiato dalla risonanza magnetica. Ma perché? Che cazzo succede? Io le ho fatte, da adesso inizierò ad avere un po' di preoccupazione, ogni volta me ne dovrò fare una. Ecco. Il mio horror, questo. Che cazzo vuol dire? Leggi un attimo, cerca di capire. Sarà stato un problema del macchinario temporaneo, un casino. Allora, Sam, fai dormita, doccia, parla con Dolmen. Andiamo anche di sera. Morto brutto. In che senso? Il bro è entrato nella stanza con la risonanza accesa con una catena enorme di ferro al collo, è stato magnetizzato ed è soffocato. Ho capito, però se stai entrando in una sala per la risonanza e prima ti fermano e ti fanno togliere tutto quello che c'è di metallo. Non era lui che la doveva fare. C'era un suo parente nella stanza a Ok. farla. Lui ha detto che l'ha sentito urlare, cosa però non è stata confermata. Quindi lui entrando è stato attratto. Lui è entrato, è stato... Ok, ma è importante capire alla persona che stava dentro cosa è successo. Lui è morto, la persona che stava dentro... Penso che si è trovato bello e buono cugnato che ha azzeccato in coppa macchina che soffocava. No. Mamma di Pompei, che brutta morte. Brutta fine. Aglia. Anche perché l'abbiamo visto ultimamente l'effetto nel gioco, quello che provammo di Resident Evil, cosa significa non giocare è bello, però. con certi macchinari, quindi... Non è una bella cosa. No. Allora, Sam, fai una bella doccia. Mamma mia. Salve. Allora, Sam, ci siamo puliti, abbiamo il protomezzo nuovo, siamo pieni di armi potenziate, siamo belli ciotti, abbiamo l'esoscheletro da battaglia di livello 2 che dovrebbe darci una mano, abbiamo legato i pacchi, facciamo bere anche il tè qui sopra, tutte e tre le lattine, abbiamo un pochettino di stamina in più durante il fight. Ok, penso che se faccia qualche animazione particolare te la faccia comunque vedere. Allora, Sam, possiamo andare. Almeno adesso la civiltà rispetto al primo è andata avanti, quindi io non ho bisogno di farlo fare pipì e pupù ogni tanto per avere
bombe di sangue e quant'altro e dissanguarlo di notte in notte. Quindi già questa è una cosa buona. Non ho mai avuto la pazienza per... Io vorrei applicarmici un pochino a fare, però no. No. È il tempo, il mio nemico è il tempo. Come il nemico un po' di tutti alla fine. Allora, noi con le armi ci siamo, ci abbiamo tutto. Zone nuove, non sono mai stato da questa parte della mappa, quindi non so cosa ci può accadere. Allora, però ci dovrebbe essere un passaggio. Secondo me questo non è percorso da moto, però se ci andiamo piano. Allora, una scala la prendiamo. Sam piano, un po' di qua, ok. Ok, manovra fatta e possiamo un attimino scendere. Allora, la città è lì. Ok, qua si riesce ad andare. Forse un pochino più tranquillo per andare avanti. Allora, no, le ultime parole. Io mi devo imparare a farmi i cazzi miei. Ragazzi, inutile che ve lo dico, se avete dei mezzi non provate a fare questo a casa o nei posti dove girate. Ecco là, per questo motivo qua. Allora, a questo punto rendiamola più picchia la situazione. Almeno ci divertiamo un po' per quanto possibile. Allora, mettiamo un po' di pepe al tutto. Allora, dov'è? Allora. Facciamo un bel pronostico, quindi vai. Lo avvio. Un bel sì e un bel no. Tempo di invio, visto che c'è ancora un po' da camminare, diciamo un 20 minuti potrebbe risolversi. Conferma pronostico. Prego ragazzi, votate, mi raccomando, con coscienza. Provvederò col tempo a sputare amorevolmente negli occhi ognuno di voi che metterà sul sì che io cado giù e rovino tutto. Quindi badate a quello che dico. Attenzione, non porto rancore, voglio bene a tutti, ma amorevolmente mi piace sputare negli occhi alle persone. Ora, il problema è che ho fatto partire la scommessa nel momento peggiore in cui potessi farla partire. Io da qui non so come cazzo mi posso muovere. State per vincere la scommessa in tempo zero. No. Sam, non diamo la vinta a chi ha messo no. Io non sto manco vedendo com'è la situazione. Aspetta. Fammi vedere chi è che ha messo già sì. Ok, c'è stato già un no. Vi ringrazio per la fiducia. Grazie mille, gentilissimi. Però è una gran brutta situazione questa, però ora è un fatto di principio, ci devo un attimino provare.
non così, che fai un salto di sotto ed è finita, Sam. Sam, allora. Ricorda la tartaruga e la lepre. No, Sam, non quando cadono giù dal burrone. Sam. No, allora, Sam. Su, Sam, gira Sam. Bravissimo, Sam. Esatto, Regan, non posso né scendere e né salire. No, aspetta, noi ce ne usciamo da qua in qualche modo, aspetta. Entro il timer non ce la faccio, abbandono la moto e il piano è fallito. Non sono andato giù, ma avete giustamente visto. Io mo andrò in retromarcia, mi scapperà il tutto, io farò un volo giù in retromarcia. No, si è proprio bloccata. Oh, non so cazzo di trovargli un pixel o farla girare in qualche modo. Pensavo si era buttato giù dal lato del precipizio, ho detto ecco, allora. Ti posso spingere in qualche modo? Ti posso aiutare in qualche modo? Ti posso smantellare? No. Allora, ti riprovo ad usare e magari Sam adesso fa una magia delle sue. Vai. Sam guarda bene davanti. Qualcosa sta accadendo. Qualcosa accade. Tanto la batteria se ne sta andando a fanculo. Vai. No, ragazzi. Ok. No, Sam, ok, no, perché noi adesso dobbiamo smantellare il veicolo. Ce lo facciamo ripristinare lì e noi... Ragazzi, avete vinto la scommessa, non sono caduto giù, però... Ha subito il protolodo karate. Il no, purtroppo, ha perso. Io ti ringrazio per la fiducia, chiunque tu sia stato, anzi puoi dirlo tranquillamente in chat. Però il piano è andato a farsi benedire. Minchia, l'ho sbaggata in tutti i modi possibili e immaginabili, però vabbè. Death Stranding è bello anche per questo. Allora, noi dovremmo avere dei chiodi d'arrampicata e a sto punto ci andiamo meglio. Facciamo pure un chiodo qua in modo tale se qualche deficiente ha provato a fare la stessa cosa come noi, si è bloccato il mezzo, almeno c'ha la corda e può scendere più facilmente. Ah, come no? Allora, tanto dobbiamo arrivare al livello qui. La città è qua vicino e a breve scatterà qualcosa, quindi già siamo in zona dove può partire la cutscene all'improvviso. Allora, aspetta, non ce la facciamo con la corda. Fermo. Ok. Allora, una la facciamo arrivare qui. Abbiamo altri due, ne mettiamo un altro. Quindi se andate in giro per montagna a consegnare pacchi, mi raccomando, portatevi le corde per scalare le montagne. Può servire? O se siete fortunati troverete qualcuno che le ha messe per voi. Ma vedi tu, se uno per andare a fare una boss fight deve farsi tutta sta scarpinata. Allora, ce l'abbiamo fatta. Oddio, sì. Ok, avevo visto solo le montagne da qua, pensavo che era una zona dove non si poteva poi risalire o muoversi in un certo modo, meno male. Allora, l'acqua qui è attraversabile, ma noi abbiamo trovato una scala, quindi già possiamo iniziare ad andare nel mezzo, nella zona più alta lì, e vedere se si intravede qualcosa. Allora, non c'è manco bisogno della scala perché qui l'acqua è a livello. Andiamo tranquillo, un po' di stamina in più ce l'abbiamo. Siamo fuori dalla zona della rete chirale, quindi qualunque oggetto è stato messo chiunque è capitato nel nostro server al momento non li vediamo, dobbiamo basarci soltanto sulle nostre forze. Allora, come ci ha suggerito per Luigi, mettiamoci qua in alto, vediamo se si vede un attimino qualcosa. Allora, da qua sembra tutto tranquillo, il problema sarà appena toccheremo questo punto e questa zona. Potremmo passare tranquillamente di qua e
farcela per sta zona simil prateria e vediamo un attimino che succede. Le armi ce l'abbiamo, siamo abbastanza forti. Poi ci potrà dare una mano qualcuno dandoci oggetti se ci servono. Io mi impegno a non fare troppe brutte figure con voi e passarla al primo tentativo. Dice mi esce solo Morgana, sto per commettere l'insano gesto. Regen, io ti dico solo che oggi, avendo la giornata libera sotto un certo punto di vista, mi sono preso tutto il party della versione global, tutti potenziati, tutti aggiustati con le armi, messi a lucido la squadra e fatto anche il torneo settimanale per la Gilda. Guarda, ti dico non con arroganza, ma per dire a dove anche tu puoi arrivare se ci giochi poco e per bene. Mi è apparso il sigillo alla fine per il punteggio, si è calcolato in base alla difficoltà e ai danni che ho fatto. Mi ha dato come risultato finale che allo stato attuale di oggi pomeriggio nella classifica globale ero nel 4% delle persone che avevo fatto quel risultato lì. Aggiustati bene la squadra, fai qualunque cosa c'hai da fare in sospeso nel gioco, fatti un giorno ti fai social link, un giorno ti completi le mappe, porta avanti il gioco e ti sblocchi le gemme e le carte per fare le pullate, li prendi gli altri. Oggi io avevo delle risorse fatte pullatini, ho preso l'arma 5 stelle per Ryuji di livello 2, ho preso l'arma 5 stelle per Yui, qualche arma dorata per qualcuno dei personaggi e giocandomeli in un certo modo sono riuscito anche a potenziarmi davvero tutto l'equipaggiamento dei personaggi al massimo. Ho fatto un bel po' di punti nel torneo pure con l'altra modalità e mi sto preparando, provo a rifarlo prima di mercoledì se riesco a potenziare un altro po' il personaggio. Però vi ripeto, tutto ottenuto con risorse in game e giocandoci giusto un pochino durante la settimana. Mi è capitato oggi che stando al computer è stato tutto il pomeriggio libero. Semma, meno male che abbiamo legato il pacco. Hai preso un fossicino, Semma. Vai, vai. Ok, a posto. Ecco che cosa significa legare il pacco, Gianmarco. Legami il pacco. Allora. Oggi c'avevo la giornata più libera, mi sono consumato tutte le bevande che c'avevo, mi sono fatto 30-40 punti di City Life. Mentre lavoravo mi sono messo a fare dei fight e li tenevo d'occhio mentre lavoravo, quindi ogni 10 minuti andavo a fare il cambio. Mi sono esplorato un po' di mappe, fatto un po' di cose, ho giocato in totale dall'1 fino alle 4, quindi 3 ore alla fine, però mi sono messo a lucido la squadra perché avevo 1.000.000 di cose nell'inventario. Allora, ecco i cutscene. Questi sono dei cutscene, Gianmarco. Sono dei cutscene? Allora, se vi trovate mai in una situazione del genere, non ci pensate, questa è una situazione di merda. Anche con il temporale dietro, qui che iniziano a fare dei getti in un certo modo. Io che nella mia ignoranza e non conoscenza del mondo di Death Stranding 2 mi metto col fucile d'assalto livello 2 in mano e andiamo un attimino a discutere questa situazione qua. Ehi, ecco qua, ecco, stanno iniziando i cazzi. Allora, sono tutti Power Ranger, già siamo accerchiati, ottimo, quindi già sono in posizione d'attacco verso di noi. Vabbè. No, e la cutscene si attivava qui, il problema è che già ci hanno circondato. Allora, io qui dentro potrei capire chi c'è. Allora, tu adesso ti levi la maschera, ti fai vedere. Io già so chi sei dal trailer, se poi Kojima non ci ha fatto la Kojimata. Tu sei il cazzo di Troy Baker, fatti vedere. Ecco, allora. Gianmarco, questi sono cazzi grossi. Lui dovrebbe essere il nemico finale del primo, solo che è morto, l'hai lasciato su una spiaggia a morire. Come è riuscito a tornare e ad essere ancora in vita?
Si sente nella cutscene che viene sparato, ma non è stato mostrato che veniva sparato There's no point in effettivamente. trying to kill you when you won't stay dead. Gli portavo le pizze, mi portavo... Plenty of other ways to make you suffer. C'ha la maschera di Amelie. Spero di non star confondendo il nome in questo momento. Goddamn shame. Now what are you just lugging that coffin around? Pod? Going on a walkabout? Allora, fatti i cazzi tuoi e ridacci lui. Che se ce l'hai tu, già ti abbiamo picchiato nel primo, non ti fa picchiare pure nel secondo. Luke. Ok, chi è lui in realtà? Allora, questo voleva avere di nuovo una buona dose di mazzate, già dai, di nuovo, va bene, Everything you love. va bene. Fammi fare la boss fight con te per mostrarmi i tuoi primi potenziamenti, poi ti continuerai a Knowing that death will potenziare. never come for you. You go on your little walkabout. Go wherever you want. But I will be damned if I let you link up this conduit. Not because... Ah, si è proprio messo contro, non puoi fare i collegamenti. No, abbiamo un problema allora. Passare. Voglio costruire un mondo governato da paura e violenza. No, allora non andiamo d'accordo. And who do you think will come out on top, Sam? Oh, ha cambiato il volto. Cambia With anche your le hippy maschere dippy adesso. network? For me, with my more rough and tumble methods. Ok, mi sembra un ottimo punto di vista sulla situazione. I can't wait to find out. Just a good old-fashioned boss fight. Vai. Ah, non c'hai ancora le palle di sfidarci di nuovo, ma di prima l'hanno detto, giustamente. Vabbè. Che cos'è più? Che cos'è sto ma perché è diventato Metal Gear? Ah, poi sì. No, dimenticavo un altro che dovresti sapere. Vabbè, mi piace. The eternal choice. Tutti e due insieme? Let's put him to the test. No, lui si chiude nella bara tipo Cosmo, ma del 3 va benissimo. Ridi in faccia a suo cazzo. Allora. What a hit! Cliché, but that one's gonna hurt. Puttana di tua sorella sempre, comunque, dovunque. Aglia, ma qui volano auto, oggetti, cose. Allora, devo andarci più pesanti con te. È bello duro. No, ehi, allontanati. Oh no, sta attaccando Sam, spostati. Sam, che bot che tu presi, madonna mia, le botte. No, Lu, non piangere, Lu. Aspetta però, aspetta, tu ce la limit. Ah, aspetta, c'hai il braccio baldi qui che devo colpire e ti faccio un cazzo di male, aspetta. Tolgo i tentacoli. Ora adesso non devo squadra al momento. Ok. Devo rompere le gambine. Vai benissimo, rompi le gambine, tu vai a terra e ti posso ritagliare qui. Però aspetta, a questo punto, visto che ti posso venire molto vicino, abbiamo il fucile a pompa che non abbiamo ancora provato. Questo fa male. Anche lui fa male se mi dà una botta così, però va bene, ok, ci siamo un attimino testati a vicenda, va bene. Mo sto esagerando un attimo. Allora, tacca di sangue.
È bello tosto. Vai giù, vai giù. Vai giù e addirittura, forse se levo questo tu c'hai ancora più problemi a muoverti. Vai. Dai che ti rompi. Oh no! Che culo! In mezzo agli artigli sono finito. In mezzo agli artigli. Non so cosa c'ho dietro. No, che la... ok, grazie, ho visto. Well done, Sam. That last Vai attack giù. of yours seems to have left a mark. Prenditi le bombe tutte in faccia. Fermati un attimino. Allora, dobbiamo pulirci un attimo l'inventario, come anche ci ha detto prima per Luigi, alleggerirci, che sennò facciamo la fine dei Tracken, quindi no, ok, dobbiamo consumare un po' delle armi in un certo modo, ok. No, ehi. Sì, Giovanni Antonio. Ti fa male, perché lo prendi nel volto di aglia. No, aspetta, sei bravo. Sei bravo. Fucile a pompa, fucile d'assalto con 8 munizioni, fucile d'assalto, ok. Eccola. Aglia, botta grande, aglia, è stato un po' aviduccio. Allora cambiamo la sacca di sangue. Settone bello, buonasera. Ciao Settazzo. Aspetta il settone, c'ho un attimo un problema con un mostro un attimo cattivello. Ok, però l'energia la stai perdendo, a Everyone merda. seems to have done some Ah damage. merda, vai giù, ah merda, aspetta un attimo, aspetta, festeggiamo l'arrivo del settozzo. Ti prendo a granate nel viso. Guarda, il settozzo merita. Dai, fatti lanciare una bomba per il settozzo, dai. Allora. Ok, così si è anche un pochino indebolito. Gli ha fatto mediamente tanto male, però a questo punto noi possiamo fare una cosa. Allora dovremmo avere del carico da toglierci. Carta oggetti inutilizzati. Ok. Finiamo tutto e ci facciamo dare un aiuto in qualche modo, tanto è alla fine. No, perché? Troppo vicino mi dà gli abbracci. Aglia mi ha dato una carezza già Aglia. Brutta carezza. Okay, Sam. Accarezzami. Anche questo. Non possiamo uscire dall'area. Ci siamo messi nel bordo. No, aspetta. Ecco, aspetta, cari così, bravissimo. Non possiamo fare niente. Tiro addosso di tutto, ogni singola cosa.
Dai, che forse vai giù, dai, col fucilozzo, dai! Sì, è morto! Muori! No, vai giù! Ho fatto lo scontro di viaggio, però in un altro modo. Col bel morto! Sì, vaffanculo a te fino alla settima generazione. Great work. Resistenza aumentata, grazie gioco, gentilissimo. Quindi, carissimo personaggio misterioso di cui non sappiamo ancora la tua vera identità, ma una mezza idea ce la siamo fatta. Non hai manco le palle di affrontarci direttamente, hai mandato il tuo amichetto e... Ah, dice se hanno fatto la trama per il gem. Ottimo, ottimo, quindi qualche piccola notiziola fatta a modo tuo per farci capire, ma non capendo, ma noi forse un giorno capiremo? Frutti Anche perché se tu te lo dico prima, non per qualcosa, se mi dici qualcosina adesso, ti dico domani è il mio compleanno, tu adesso mi fai il più bello dei regali, così mi fai solleticare il momento in cui io premerò quel link, scarica, noi troviamo il gioco e sappiamo che è quello di cui Seth ci sta parlando adesso. Ed è proprio la classica trama al setto. Ah, ma allora tu mi vuoi mettere l'acquolina in bocca già adesso, perdonami. Perdonami, 2 settimane. Ah, che tempo lunghissimo, porca la miseria. Va bene, arrivano. Passerà. Arrivano tranquillamente. Allora, questa qui l'abbiamo terminata. Ok, tu... Ti fai vedere un attimo nel volto, per piacere. It looked like a machine, but none I've ever seen before. Right. We need to assess the situation. Allora, da questa missione, per quello che ci hanno detto finora nella mappa, mo da qui ci dovrebbe essere l'esperto di arti nel dare cazzotti, uomo che da solo ha affrontato un esercito e l'ha fermato, e c'è... No, ho premuto io il perfetto, sono un Terminator. E c'è sull'isolotto segreto un professore che sta lavorando a qualche oggetto che non si capisce che cavolo sia. Quindi ci sono questi 2 luoghi da esplorare. Ok, finito qua siamo pure in orario e switchiamo un attimino e poi me lo continuo domani io per bene. Anche perché mo penso farà l'ultimo pezzettino di storia un 10 minuti e poi mi posso fermare. E ti faccio un regalino, giustamente la trama è molto alla Re Fantazio e Shin Megami, più un film molto famoso che ha ispirato un genere videoludico. Si può avere un indizio per cercare di capire il film senza saperlo. Così, sempre per solleticare un po'. Ok, qui ce l'abbiamo fatta, amen. Olivia, ok, no, non sei un personaggio conosciuto, non ricordo il tuo volto. Allora... Ok, benissimo. Sia lodato il cielo. Sam, ti è andata benissimo. Fortunello. Allora, Lozzi, questi tu li produci, sì, te li metti a terra, te li leghi allo zaino, ti trascini altro carico e puoi portare più pacchi. Bello. Quindi ci facciamo proprio i trenini della felicità pieni di pacchettini. Il film è ispirato a uno dei minigiochi più famosi nei server Minecraft. Le Bed Wars. Se no Younger Games. Se è una di queste cose, io c'ho già l'acquolina in bocca ancora di più. Bravo Gianmarco. Questa è stata un'ottima domanda. No issues establishing a chiral network connection. By the way, we've sent some folks out to recover the wreckage of that giant mech that attacked us earlier. Only prudent we study it, you know? If we learn anything of value, we'll be sure to relay it to Drawbridge right away. Thanks again for coming to our rescue. Grazie a voi. Sam, Ah, c'è pure il presidente. Tu sei un buffone, il presidente è uno soltanto. Presidente. Io poi la cosa bella, oggi ho fatto tutto il po' la mattinata, il pomeriggio, il momento in cui ho giocato, a Persona 5X, andando a comprare gli ingredienti, andando a comprare i regali. Poi ho fatto un'oretta sulla versione cinese, aggiustandomi anche lì alcune cose. Però lì c'è il presidente. Non c'è bisogno di andare in giro per comprare gli oggetti. Voi comprate e vi arriva direttamente la roba nell'inventario.
We're one step closer to making the E Cairo c'ha i prezzi reality buoni, stranamente. and ensuring humanity Esatto, l'unico overcomes its presidente è quello col Sì. pelo The jingle. road ahead Quindi is buona still fortuna a fraught with capire le peril, classiche cose but I animate have del the setup. utmost faith in Sento, your noi quello stiamo capabilities. aspettando. Allora qua non ci siamo capiti. Non ci Se comprendiamo Tozzo, un qui, attimo, tu ce l'hai detto, Great noi adesso for aspettiamo il DHV momento in cui Magellan. tu ci dici c'è un link, noi quella sera quello che abbiamo da fare, salvo cose davvero di un certo tipo, noi quello facciamo quella sera. Io mando messaggio a Gianmarco, se Tozzo mi ha mandato il link. Gianmarco, qual è la tua risposta? Suca! A parte questo, lo facciamo stasera. Ah, sì, 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 Punto. sicuramente. Quindi stai proprio tranquillo su sta cosa qua. Allora, che missioni c'hai? Non c'è niente. Ok, gioco, per andare avanti, cosa vuoi che io faccia? Dobbiamo tornare sulla Magellan, che è qui fuori. Ok, quindi posso salvare qui tranquillamente. Però a questo punto me ne fai fare uno, così io mi chiudo un attimo il mio cerchio vitale con Dead Stranding in un modo piacevole. Ne facciamo uno soltanto. Allora, prima di porre il carico su un overcarro devi posizionarlo sul terreno tramite la schermata gestione carico, dopodiché devi agganciarlo al busto di Sam per poterlo trascinare. Allora, questo lo scarichiamo a terra. Mentre impugni un carico lo possiamo mettere tranquillamente, già è anche agganciato un attimino tranquillamente. Però se noi andiamo in gestione carico e questi ce li vogliamo mettere qui, ce li carichiamo, usiamo la stessa tecnica che usiamo per lo zaino, li fissiamo così stiamo più tranquilli. Consumano batteria e dobbiamo stare attenti al nostro uso di batteria da adesso in avanti. Però a questo punto possiamo far camminare Sam in maniera più leggera. Loro rispecchiano un attimino l'altezza del terreno e riescono a seguire anche col tipo di camminate che faccio io. Il problema è che, così come nella vita vera, se tiri troppo la corda, essa tende a spezzarsi. Tenderebbe. Quindi carichi caduti giù da montagne, successo, quindi si cerca di capire i limiti e di ottenere i potenziamenti e andiamo avanti. Oh, questa è una domanda intelligente per lui, grazie. Tosetto, ma a te ti piace la trama del tuo gioco? Giustamente. Allora, io voglio solo vedere le autostrade. Autostrade per l'Italia. Autostrade per la prima città. Allora, non c'è ancora, o la devo sbloccare in qualche modo prima, dopo aver completato la quest qua. E non c'è il simbolo sulla mappa, questo qui. La strada continua qua, dovrebbe girare di qua. No, di qua non c'è. Dovrebbe entrare qui. No, non si è ancora sbloccato. Al limite portava un attimo già gli ingredienti e quello che serviva. Vabbè. Quindi domani forse ci mettiamo a fare un po' di autostrade. Ci vediamo un attimino qui che succede. Anzi, no. 10 minuti ce li abbiamo ancora per restare nella tabella di marcia. Quindi vediamo la cutscene. 10 minuti. Se finisce ok, se no stacco e poi la riprendo a Ha domani. detto se ti aveva scritto altre cose sopra, ma me ne so perso. Ah, ok, scusami, se tu aspetta, recupero subito. Kojima, aspetta un attimo, c'è Settozzolo. Gioca una trama, ma nel gioco è possibile trovare della lore super immersiva nascosta. Messaggini segreti e cose varie. Bravo Settozzo. Bravo Settozzo. La prima cosa da mettere in gioco quindi sono le cose che piacciono a te. Se il gioco non piace a te è difficile che piacerà ad altri. A me non interessa che piace agli altri, in questo momento devo solo pensare a me e il mio team. Bravo Settozzolo. Fai il gioco per divertire te stesso e far divertire gli altri. Poi come va. Divertiamoci, tanto già ci sono e c'è pure un personaggio in giro su internet in questo periodo che sta portando avanti la sua vita da sviluppatore, presentando titoli e facendo cose, ma sta facendo delle brutte figure, non perché lo dice Vincenzo.
Ma perché se sei lì a portare il solito discorso da mesi, sta persona sta dicendo no, perché io sono la seconda generazione di lavoratori in casa Blizzard, fa un gioco che è uscito e molti lo stanno criticando per come è stato fatto e per come si sta comportando. Se tu divertiti, pensa a divertirti e fai uscire un gioco bello, punto, fottitene di tutto. Certo, se tu dillo. Allora, Fragile. Dici tu. Really Higgs? Sì, era Higgs. He's alive. He called himself a ghost, but He found Avevo a un way attimo lo back from the stomaco beach avanti, just so così. he could kill us. Eccolo qua. Ciao Troy it's Baker. definitely his voice I heard. I didn't get a good look at his Ma face. è lui o è qualcosa che simula Said he lui? came È back lui to o get non è revenge lui? on you and me. Ma certo che è lui. Screwing with our plans to link up Australia was just another way to do that. They were all in Higgs red. già hai preso le botte nel primo. Vertice già ci hai mandato, oh ti mando questo, ti fai po a terra. Con calma, tranquillità e ti abbiamo Could affrontato. have been him too. First try, senza I problemi. think that was Higgs. Se vuoi sapere, Did you see him hurt sì, e Lou? vuoi sapere il memone, gli tieni gemme suo, devi dare dopo Fragile, I che mi need stai you to parlando. remember. I only caught a glimpse. Questo è un plot twist But they were non all wearing indifferente. red. Ti ha truciolato? Però io sono contento di seguirlo sapendo che ci sei tu dentro. Quindi a prescindere dagli altri giochi, so da questo momento che uno ci sarà fatto da una persona di qualità che vuole fare un titolo portandolo e creandolo con una certa qualità. Finally finished him off. Per me la gem pure che proviene da lui non mi interessa, a sto punto preferisco seguire il Settozzo. Quindi grazie per il software per aver dato la possibilità a Settozzo di presentare il suo titolo. Ma a posto. Grazie Can't blame Settozzo. yourself. You know, something's been bugging me. Something he said. You don't know a goddamn thing about Lou. Non sai niente di lui. Abbiamo capito che era un progetto particolare. Chi cazzo è l'uomo? He's absolutely right. I mean, the kid's whole life is a total mystery to me. So I gotta ask. Can you look into Lou's past? Find out what you can? Charlie, you, the ship's crew, you all have connections within the UCA, right? And at least one of you has to have access to the UCA archives that were recovered by the Chiral Network. All right, Sam. Let's see what we can find on Lou. Ok, grazie mille Fragile. Ok, Per gli amici fragili. grazie mille. Capiamo chi è lui e capiamo cosa contro ci stiamo mettendo a sto punto. Volendo. Poi uno che torna dalla spiaggia dove si muore e non si può cose, poi in Kojima intorno e vediamo un attimino che succede. Se riappare il gioco, perché io continuo a vedere schermata nera. Ok, adesso stava caricando. Qui è quando ce l'hanno preso. Qui ci abbiamo mostrato il ciondolo e sappiamo che ce l'ha lui. Però non ci ha detto ce l'ho e l'ho ucciso. Gli serve vivo forse per qualche motivo. O vuole ottenere qualcosa da noi tramite lui. Dolmen. Really, Sam? There's such a thing as too tight. Ma stavamo dormendo abbracciati con Dolmen. Vabbè, tu ci stai male. Oh, cuccioli. Signore, che messaggio enorme. Che cos'è? Allora aspetta, Sam, fammi recuperare il messaggio del Settozzo. Scelto perché non era ancora uscita questa cosa prima di tutto. Settozzo, la cosa importante è che tu hai una piazza dove mostrare le tue abilità. Poi quello che fanno chi sta organizzando questo evento non è colpa tua, non c'entri niente. Poi la verità sta uscendo fuori e le cose escono in un certo modo. Tu vai tranquillo. Sta senza pensiero. Ecco, almeno tra tante cose dette e fatte, fare una gem così. E sono certo che tu per entrare c'è stato il regolamento, cose da seguire, fatto tutto per bene e ti hanno ammesso e puoi partecipare. Questa è la cosa importante. Con un suo video mi ha risvegliato la voglia di crescere, di creare, scusami, e di dimostrare il mio valore. Rimane il fatto che le sue opinioni sono quantomeno discutibili e non sono d'accordo nemmeno il 2% con quello che dice. Però lui è quello che mi sta dando la possibilità di fare quello che mi piace. Esatto.
da chiunque persona, da qualunque situazione, tu puoi apprendere qualcosa, ma non è detto che quella persona vada seguita alla lettera. Per il discorso di programmazione, e capendo pure a me quanto piace farlo, ma tu lo fai ad un livello superiore e ti piace fare questo e puoi creare un videogioco, capisco la tua voglia di prendere la parte del messaggio positiva dove ti è venuta voglia di continuare a fare questo e fare questo ancora meglio di quanto volessi fare prima, va benissimo. Cose personali, se tu, come io ho la libertà di andare in live e dire quello che penso stando con la coscienza tranquilla, sta persona ha avuto le stesse possibilità e si è giocato le carte in modo diverso. Fai una cosa, ne paghi le conseguenze, dici una cosa, ne paghi le conseguenze. Hai detto cazzate, le persone ti hanno dato contro, ci sono state delle prove, ci sono dei videomontaggi con tutte le spiegazioni, con prove dirette di quello che è stato detto, cazzi tuoi. Spiace. Mi dispiace? No, perché non ti conosco, non mi ha interessato il tuo modo di fare, il tuo modo di parlare, quindi non ti seguo, quindi per me sei una persona su internet, punto. A prescindere dal numero di follower, simpatizzanti, nemici, amici o qualunque altra cosa. Grazie, no, Kojima. Non ci credo, Reagan, che cazzo dici? No. No. Ma allora questo è il prequel di un jeans e una maglietta. Già, ma No. mi dicevo che la trama mi ricordava qualcosa. Magellan. Certo. A stazione Circo Vesuvian. Sì, Siamo là. Vesuvian, come Sì, no, sì. certo. Allora, ci ha sbloccato niente proprio di meno che il teletrasporto, la cosa che io tanto volevo l'altra volta. Quando guardi la mappa, scusatemi, dalla DHB Magellan, premi su o giù per cambiare piano. Per cambiare mappa premi L1 ed R1. Tieni premuto X mentre visualizzi la mappa per tracciare una rotta per la Magellan. Ok, quindi possiamo zoomare, possiamo andare un pochettino. Mettiamo traccia una rotta. Le destinazioni ritenute sicure da Tarman hanno l'icona su dove possiamo parcheggiare e possiamo andare lì direttamente con la motonave. Quindi abbiamo dei bei teletrasporti belli grossi, quindi così quando dobbiamo tornare vicino al gate, a questo punto è inutile perché possiamo anche tornare nelle zone in Messico, quindi dopo il tutto ce lo possiamo controllare, compilare, terminare e fare per bene, così qua non ci torniamo più, ancora meglio. Grazie Kojima, grazie. Grazie sempre, maestro. Grazie Kojima, grazie mille. Allora, gioco, cosa ci dici di fare? Come ordini non abbiamo niente, vediamo un attimino uscendo da qui se cambia qualcosa. Faccio un attimo una roccetta. Sono 29, abbiamo finito anche giusto. Quindi così mi faccio una bella live, me lo devo proprio godere, pappoleare, capito? Godissi ma non apra. ...34 cristalli chirali guadagnati, 2006,22, ok. Allora Sam, esci fuori. Vediamo che ci dice il gioco, salviamo e attiviamo The Alters. Ok, altro ricordo? Eccola. Chi sei tu adesso, il vicepresidente? If you refuse, there will be severe repercussions. But what makes you think you have a choice? Cosa significa questa sequenza che abbiamo visto? Lo scopriremo tra a tempo debitollo, come dicono. Molti mesi, se riesco a trovare questo poco tempo per giocarci, ma ce la faremo un po' alla volta. Ce la faremo! Allora, poi se ti interessa, lasciando perdere questa cosa di Pirate Software, ma stasera mi metto a filmare con il mio amico americano a programmare. Se ti interessa, prima di andare a dormire, guardare me che parlo male inglese mentre programmo. Se tu mi dici adesso che fai la live, io quando finisco ti faccio i ride.
ti metto un pochino in sottofondo mentre mi organizzo alcune cose e ti ascolto con piacere. E lo farò festeggiando il mio compleanno. Mi sono rimasto un piccolo cornetto algida. Già ci siamo? Non ancora, no, ci vuole un po' di tempo. No, ancora. C'ho un bel cornettino algida. Così per pronto. ridere? Me lo so preparato per il dopo live. Quindi a questo punto, se c'è anche il settozzo, ancora meglio. Per iniziare a mezzanotte. Ok, quindi per quanto abbiamo finito, tu comunque sei ancora in live. Ok, settozzo, stessa cosa. Facciamo il raid appena finiamo. Accetto un ordine principale dalla Magellan, quindi tu dove ci vuoi fare andare adesso? Eccolo qua, pure il manichino un'altra volta. Charlie, che vuoi? Meanwhile, Tarman is conducting a separate investigation into the giant mech that attacked you earlier. Ok. For now, we would like you to focus on extending the network. That is a task only you can handle. As the network grows in size, we will have much more information at our disposal to further our efforts. Ok, dove ci mandi adesso? You won't be able to proceed until the situation at West Fort Knot has been resolved. It appears that they're in dire need of additional supplies, to the point that they don't even have enough to prepare cargo for your next destination. This Ok, next order is intended to alleviate the quindi situation. breve side story principale secondaria per fare qualche altra cosa. And its Ok. monorail station to working order. La stazione della monorotaia. Ehi, fermi un After which, attimo. you'll deliver a large quantity of excavated materials from the mine. Consegnare tramite binario una grande quantità di As materiali. this is a somewhat complicated order, I'll brief you on the details as you review. Ma io domani mi diverto allora, perdonami, grazie Kojima. Ma questo è un regalo di compleanno bellissimo. Grazie, Hideo Kojima. Grazie, Hideo. Allora, ripara la monorotaia e consegna leghe speciali, 4800. Allora, Gianmarco, la missione è semplice e le avrei. Allora, noi partiamo da qua. Usciamo di qua. Dobbiamo farci prima tutto questo a piedi. O con un mezzo, per quanto possibile. Sì. Arrivare qua, attivare tutto questo, ed è, mi sembra un edificio un attimino pericoloso, Particolare. questo mi ricorda gli inceneritori del primo, quindi penso che sia questo, quindi mo dobbiamo consegnare sta roba qui, attivarlo, collegare la monorotaia, quindi sti binari qua, capire se si costruiscono da soli oppure se li dobbiamo costruire noi. Ok, dite tutto. You'll need to work through several steps to complete this order. Ok, To vai. begin with, collect the cache of materials waiting for you on the DHB Magellan. Take these to the mine north of F1. The location has been marked for you on your map. And when you arrive Okay. there, submit the materials using the terminal on site. This will allow you to restore the facility to working order. Next, access the terminal again to commence mining operations. Facile, If all che goes ci vuole? well, Una cazzata. large no, quantity of scontato. materials should be extracted. Roba da tutti i giorni. You'll then Okay. need to deliver those materials to West Fort Knot. Consider making use of the monorail located at the mine to make life easier. Upon your arrival at F1, use the Ok. delivery terminal to submit all the materials for processing and to finally complete the order. That's all there is to it. So begin plotting your route to the mine north of F1. Ok, a posto. Allora, Sam, guarda, noi già il piano ce l'abbiamo. Tu vai qua. Vai qua. Vai un po' di qua che è più pianeggiante. Poi vai un po' di qua. Un po' di qua, tanto andremo in base a quello che è la situazione. Una spiaggia con acque poco profonde in cui alcuni banchi di sabbia sparsi quella formano un sentiero. I corrieri raccontano di essere stati attaccati da gruppi di creature chirali in questa zona. Per il momento faccio il giro a largo perché ho i materiali addosso, quindi è vaffanculo. Si va di qua. 2 fiumi e qualche arma. Ok, allora quindi dobbiamo arrivare qua. Ok, On this occasion, you'll be delivering some heavy materials. You can use a un attimo tri-cruiser di to inventare perché transport questa them. domani mattina, dopo aver fatto un paio di commissioni, mi Più sono là. organizzato già il giro che non devo fare niente fino all'una dove devo mangiare, compreso di lavoro e commissioni in giro di domenica mattina. A posto. Torno, dovrei avere 2 ore per Kojima, questa me la schiatto domani mattina e faccio la Due live. Kojimate? You can hop aboard. Ah,
Sì, and kick the ground and use it as a makeshift skateboard. Just remember that floating carriers require chiral crystals to function. So keep a supply on hand. Già ne abbiamo fatto uno, già è pronto, vai proprio tranquillo. Noi questi li mettiamo qui dentro qua. Allora, aggiornamenti abbiamo 135 punti. Mira assistita, no. Iniziamento batteria, fissaggio istantaneo del carico. Al momento questo no, perché stiamo comunque sempre mettendo le corde, quindi dovrebbe reggere. Allora, scanner di movimento potenziato per i nemici. Lo scanner che si ricarica più velocemente, sì. Ma pure le CE inizieranno ad attaccarci sempre di più, che siamo in una fase nuova di gioco. Allora, c'è una manovra, allora sarebbe bello crearne... questa mo la cosa. Noi siamo da effettivamente... Io mo lo sto giocando dal day one, almeno un'ora al giorno la sto portando in live. Noi abbiamo esplorato la zona vecchia per quanto possibile, potenziando tutti. Ma ragazzi, c'è ancora tutto questo da esplorare, tutta sta zona qua da attraversare. C'è l'ago a forma di cuore, c'è sta struttura, vuoi che non sia un'altra città o qualcosa in particolare? Ma il gioco ci ha detto che, guardate, altre zone qua dietro da collegare. Ogni zona di questa dobbiamo trovare una base piccola o grande e collegarla, ma il gioco ci ha detto che per trama principale, più andiamo avanti, più colleghiamo la zona, più possiamo prevedere dove si andrà a posizionare un altro gate, come quello che abbiamo attraversato, che dal Messico ci ha portato qui in Australia. Ora non credo che si entri in un'altra mappa e c'è un'altra mappa così grande di un altro continente. Non penso, sì. Non penso minimamente, perché se per caso succede questo e ho altre 200 ore di gioco a modo mio, io al Kojima ufficialmente, se ne avrò mai l'opportunità, gli devo offrire una colazione, perché sto a posto a vita io con questo gioco. Non mi servono altri videogiochi. Credo che in realtà ci sia, battuti a parte, la zona finale dove si svolgerà la parte finale di trama e tutto, però c'è tutto questo da esplorare e siamo all'inizio. Io non ho visto un cazzo finora. Grazie mille Kojima. Allora, questi ce li abbiamo lì. Come altro aggiornamento che ci possiamo mettere, questo ce lo possiamo mettere un pochino più in là. Aumenta la capacità di filtraggio dell'acqua, sì, perché il cammino è lungo e dobbiamo stare un attimino tranquilli. È il cammin de Santiago. No, il cammin potrebbe avere un attimo un problemino, quindi per sicurezza. Minatore di proiettili, allarme di prossimità. Recuperiamo 20 punti da qua, anzi 40. Risparmio batteria per il veicolo. Ognuno di questi si possono mettere e riattivare in qualunque combinazione si voglia senza problemi. 55 punti per mettere qualche mi piace in più e qui siamo a posto. Allora, gestione carico. Non conosco il game, ma allarme di prossimità mi intriga molto. Noi mo ci dobbiamo fare un attimino una sistemazione tattica. Perdonate se non cambio subito il gioco, ma così domani mattina me la godo sta zona e che sarà bella sta camminata. È una zona nuova, la voglio scoprire per bene in un certo modo, quindi partiamo innanzitutto così ci svuotiamo del tutto. Cerchiamo un attimino tutto nell'armadietto privato. Poi questi qua che so per la missione ce li mettiamo nell'overcard. Questo è tutto nell'armadietto, addosso non abbiamo niente. Allora, di quello che già abbiamo noi dobbiamo un pochino riciclare qualcosa e un pochino regalarlo in giro per quello che è rimasto, quindi conviene fare così. Allora, ricicla.
ci riempiamo la base al massimo. Questi che sono usati ce li togliamo, questo che è pieno ce lo teniamo, questi qua li diamo, magari può servire a qualcuno, questo diamo tutto a qualcuno, stessa cosa qui, ok, questi li possiamo dare, ok, quindi sono solo questi qua. Allora, questi qua via e si riciclano. Poi condividi con altri corrieri. A sto punto mettiamo tutto quello che c'è dall'inizio alla fine, tranne questi tre. Questo qua lo diamo ad altri giocatori. Ora noi siamo nudi come il culo di un macaco, quindi siamo belli puliti, ci facciamo 2 trekking. I macachi spesso sono nudi. Potrebbe darsi. No, io non lo so, chiedo a te. Un CP per il ponte, casomai dobbiamo passare qualche distanza grossa. Esoscheletro da battaglia. Ci andiamo con un fucile d'assalto così, un fucile lenza non ce la facciamo a farlo, no. Allora prendiamo questo ce lo mettiamo tutto addosso, poi vediamo se possiamo prendere noi qualcosa a questo punto che ci può servire, visto che abbiamo dato. Cerchiamo anche di prendere un pochino qualcosa se possibile. Allora, 3 sacche di sangue, questi no, non ce li prendiamo tutti, li lasciamo anche qualcuno agli altri giocatori per sicurezza. No, per carro non ci interessa. Nel dubbio questi non ci servono e questi ce li prendiamo. Ok, allora questo ce lo sistemiamo. Questo lo blocchiamo col corden. No, Sam, questi mo li andiamo a consegnare, non ti preoccupare, metti qua su. Già fissato pure lo zaino? Ok, va bene. Anche se io non vedo le corde, quindi io non mi fido. Non è che devo trovare il punto giusto? No, ok, dice che va bene così. Allora, ragazzoli belli, io salvo e questo lo continuo molto probabilmente domani mattina, quindi si va a fare direttamente sta missione di storia e si porta avanti la trama, così si sbloccheranno altre succulente novità. Finalmente zona nuova, divertimento per tutte le età. Da qui poi lui dovremo andare a capire chi è. C'è un isolotto in mezzo ad un'isola, in mezzo ad un lago che ricorda Alan Wake. C'è una persona che sta costruendo qualcosa di particolare qui. Non so come sarà gestita l'acqua qui, se sarà catrame, boss fight opzionale, grossa. Sfizioso comunque. Noi dobbiamo arrivare qui. Siamo arrivati dopo 2 settimane al momento qui. Se tutto va bene, tra una settimana ci arriviamo. Niente. Proprio mi deve andare proprio di culo un paio di cose. Quindi, ragazzoli belli, io stacco e con Dead Stranding ci vediamo domani mattina. Tempo 5 minuti che cambio il titolo e torniamo con The Alters. A tra poco. Ciao belli.